siete voi qui sempre presenti, quindi un ringraziamento a tutti. Alla fine vi darò un diplomino o qualcosa. Ci contiamo. Mi inventerò qualcosa. Facciamo un io c'ero, no? Come tutti i eventi, noi purtroppo ci siamo e speriamo di essere qua tra qualche mese, tra qualche anno, tra tanti anni a raccontarla anche questa vicenda. Che poi il senso di questa sfida, no? Di essere qua tutti i giorni per fare in modo che in molti possano raccontarla. E quindi grazie di cuore a tutti, un saluto a tutti quelli che sono collegati via TV con le dirette televisive o via social e ovviamente un saluto anche in diretto a tutti coloro che ci vedranno nei servizi. È un appuntamento ormai consolidato, per noi è l'occasione di dare i numeri della giornata. Pensate che parlavo con un amico giapponese anche per avere informazioni, anzi l'ho sentito per avere informazioni da loro, ad esempio da loro i numeri non si danno e in molti altri paesi i numeri non si danno. Io invece penso che sia un fatto di civiltà, che tutti i giorni, siccome questa è una sfida della comunità veneta, di noi veneti, è bene che tutti i giorni ognuno di noi sappia qual è il limite della trincea che abbiamo guadagnato o che abbiamo perso giorno dopo giorno. Le persone in isolamento oggi sono 20.064. Cesare, cosa succede? Le persone in isolamento sono 20.064. Ce la fai Cesare? Prego. Ah, dici proprio in ritardo, non sai che... Abbiamo mandato a poco. Grazie. Scusate un attimo. Gentilissimo. Sentiamo anche TG2. Dopo Cesare ti do quella roba. Sì, tranquillo. Ah, a posto. A posto. Ecco, vi dicevo, le persone in isolamento sono 20.064. Chiara, dimmi se vado troppo veloce. Il numero di positivi ovviamente sale, sono 8.358, ma questo in virtù della campagna dei tamponi, pensate che ne abbiamo 5-6.000 in lavorazione all'azienda ospedaliera di Padova, nel senso che abbiamo ancora tamponi di 2 o 3 giorni fa che dobbiamo ovviamente validare. I ricoverati sono 1941. 1941, vedete che ci avviciniamo alla fatidica cifra dei 2000 e quindi stiamo parlando di un contingente di 2000 letti dedicati e operatori e strutture dedicate a questo. Poi voglio tornare su questo numero perché vedo che c'è qualcuno che ha da ridire sugli ospedali, sulle scelte fatte in Veneto. Terapia intensiva, 355 persone in questo momento intubate che vengono seguite H24 dai nostri operatori in una condizione di certo non felice dal punto di vista sanitario, sono 355 persone. I morti sono 392, ci avviciniamo ai 400 morti. 392 persone, voi sapete come la penso io, che sono morte a causa del coronavirus. Sì, molti cronici, molti con pluripatologie, però è pur vero che se non avessero avuto il coronavirus magari avrebbero vissuto sicuramente di più e sarebbero morti, avrebbero perso la vita per altre motivazioni, ma di certo il coronavirus ha dato il colpo di grazia a tutte queste persone. Nota positiva, i dimessi stiamo galoppando verso il migliaio, 715. Vi ricordate che i primi giorni avevamo un dimesso, 2 dimessi, siamo a 715 dimessi, quindi sta aumentando e questo è un dato assolutamente positivo per noi. E poi il dato, diciamo, della giornata è che questa notte, insomma, in queste ultime 24 ore, 59 nati. Siamo sempre in linea nelle diverse giornate per 59 nati. Allora, devo dirvi che qualche tiratina d'orecchie, mi permetto di dirlo, la devo dare. Sono arrivate un sacco di segnalazioni ieri di gente che evidentemente non ha capito di cosa stiamo parlando. Lo dico con dispiacere perché non è che oggi non rispettare la regola significa aver vinto i punti
di qualche concorso. Oggi non rispettare le regole significa mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Quindi un atto di responsabilità, e se non lo si fa è un atto di grandissima irresponsabilità. Mi sono arrivate foto di molte persone che passeggiavano. Pensate, un agricoltore mi ha detto: guarda, io sono in mezzo ai campi e sto arando il campo, sto preparando per seminare. Ecco cosa le mando. Tac, ha fatto un bel po' di foto dalla cabina, dalla guida del trattore, di gente tranquilla che passeggiava col cagnetto in mezzo ai campi, perché poi in mezzo ai campi magari i carabinieri non arrivano, la polizia non ti vede, però non è che stai facendo una furbata a scapito di qualcuno, fai a scapito di te stesso. Cioè, se non avete capito che le restrizioni sono state fatte per uscirne velocemente da questa partita, lo capirete in altre maniere. Io capisco che star sempre chiusi in casa non è una bella roba, a parte il fatto che si può uscire di casa per quanto possibile nel raggio di 200 metri, però è pur vero che noi dobbiamo assolutamente rispettare le regole. Le regole ci dicono che la prossima settimana sarà cruciale. Segnatevi i dati di oggi, li andremo a vedere alla fine della prossima settimana, e dipenderà molto da quanto bravi saremo ancora nel rispettare le regole. Rinnoverò l'ordinanza, non vi so dire in che termini, non vi so dire ancora, perché stiamo facendo delle valutazioni, se ampliarla da alcuni aspetti oppure no, però verrà rinnovata. Abbiamo la volontà di lanciare la sfida per la prossima settimana. È una sfida importante, che è una sfida che ci permette, se siamo bravi, credetemi che dipende molto da come rispettiamo le ordinanze, il fatto di stare a casa, di evitare rapporti con le persone, di non fermarsi a parlare col vicino di casa, di non fare tutte quelle robe che vi sto elencando tutti i giorni. Questo ci permette forse di considerare una settimana cruciale. Se dovesse qualcuno chiedermi: ma la prossima settimana come sarà? Cruciale. Ce lo dicono i modelli matematici, gli algoritmi, sui quali, grazie all'attenzione dei veneti, siamo in ritardo, quindi le restrizioni comunque sono servite, e quindi il sacrificio che abbiamo fatto è servito, perché essere in ritardo di 4-5 giorni vuol dire che l'unico effetto può essere quello delle restrizioni, che non siamo andati in piazza, non siamo andati a far Comarò, non siamo andati a fare tutte quelle cose che si potevano fare, e questo ci fa dire però che sarà settimana cruciale. Io spero, ve lo dico, domenica prossima, di dirvi: guardate, stiamo cambiando direzione, ma oggi non ve lo posso dire, perché con i numeri che vi ho presentato oggi, con quasi 2000 persone in ospedale, quasi 2000 persone, 2000 letti in ospedale e 355 persone in terapia intensiva, qui non c'è da sorridere. E ve l'ho detto anche ieri, parlo ai cittadini che mi ascoltano, ormai siamo nella condizione di dire, una volta si dicevano, una volta qualche anno fa, dicevano: ogni veneto o ha un parente che è emigrato o conosce qualcuno che è emigrato. Oggi ogni veneto ha un parente che è stato colpito dal coronavirus o conosce sicuramente qualcuno che è stato colpito dal coronavirus. Ormai è endemica questa cosa. Quindi con 355 morti e 2000 persone, esattamente 1941 persone ricoverate, c'è poco da far festa. Lo dico in generale perché il cambio di direzione io spero lo si possa vedere la prossima settimana, però bisogna tenere duro, rispettare le regole e non assolutamente distrarci. Quali sono ancora le emergenze che avremo? Prima, provincia di Verona. Provincia di Verona è in una fase di focolaio importante, ci preoccupa, è ancora sotto controllo, però è una provincia che paga lo scotto di alcune contingenze che sono chiare e ovvie. Abbiamo avuto ad esempio pazienti che ci sono arrivati via auto, giustamente, per chiedere cure da fuori regione. La contiguità con Brescia ha comunque significato questo. La contiguità con il grande focolaio di Brescia comunque è inevitabile, il virus non conosce confini e quindi la battaglia la dobbiamo fare anche noi.
Io spero che Verona si possa chiudere bene questa partita su Verona, però sappiate che su Verona stiamo allestendo terapie intensive, su Verona abbiamo non solo i 2 direttori oggi impegnati, ma ho voluto personalmente che ci andasse e faccia presenza e supervisione il dottor Paolo Rosi, che è responsabile del 118 del Veneto, è persona di sicura e provata esperienza, è colui che peraltro per Don Dante Carraro, per QAM, i medici con l'Africa, è andato a dar vita al 118 in Sierra Leone. Quindi lì c'è anche questo nostro manager che è Paolo Rosi, il dottor Paolo Rosi, che sovraintende e coordina tutto il tema emergenza-urgenza, non perché gli altri siano incapaci, ma porta quell'esperienza in più che ci serve in un momento in cui c'è bisogno. Se è vero che abbiamo una sanità di livello, è altrettanto vero che abbiamo un manager di livello, e come in una guerra, diciamo, i soldati vengono spostati, i generali, i colonnelli, coloro che fanno le strategie vengono spostati in base al nemico. Il nemico oggi ci dà un fronte là, l'altro fronte è quello delle case di riposo. Vi annunciamo che già stamattina abbiamo fatto una campagna di tamponi nelle case di riposo. Beh, è bene ricordare che già li facevamo, questo è bene ricordarlo, in molti casi sono stati fatti. Ovvio che continueremo nei prossimi giorni, siamo assolutamente a fianco, ne abbiamo parlato tutta ieri con l'assessore Lanzarin, siamo assolutamente a fianco alle gestioni, ai familiari, lasciatemelo dire. Ieri ho parlato con un familiare e mi ha detto: guardi, noi vediamo foto di WhatsApp, qualche filmato, e poi di punto in bianco apriamo il giornale e vediamo 7 morti nella casa dove c'è mio padre, e dice: cosa sta succedendo? Case di riposo purtroppo hanno come ospiti il candidato ideale come ospite per il virus, lo sappiamo, spesso sono persone che hanno anche salute debilitata, che comunque non godono di perfetta salute, spesso sono case di riposo per non autosufficienti. Noi dobbiamo evitare che diventi una strage. Gli abbiamo forniti di dispositivi, li stiamo andando tutti i giorni, non dal primo giorno perché non ne avevamo neanche per i nostri dipendenti. Guardate, io spero che sia chiaro a tutti che le mascherine sono iniziate ad arrivare veramente da sta settimana. Spero che sia chiaro a tutti che da sta settimana io ho iniziato a parlare di 13 milioni e mezzo di mascherine. Spero che sia chiaro a tutti che non c'erano fonti di approvvigionamento. Guardate, assieme all'assessore Bottacin abbiamo fatto una prova 10 giorni fa e abbiamo comprato le mascherine su Amazon. Sono arrivate quando? 2 o 3 giorni fa. Abbiamo detto: cerchiamo di capire anche se dovessimo, vi dico anche di più, quando in quel momento dicevamo: siccome prima o poi ci sarà necessità di mettere la mascherina, non vorremmo mai che qualcuno dicesse loro ce l'hanno perché sono dei fortunati. Io ho detto: ce le compriamo, ce le siamo comprate su Amazon e ce le ho qua se volete vedere, anche con le buste, con tutto. Sono quelle chirurgiche ovviamente. Quante? Ma quante una ventina? 20 sul primo e 10 sul secondo, 30 mascherine. Ma lo dico perché era impossibile trovare mascherine. Adesso le mascherine arrivano, stanno arrivando, e tutte le mattine, vi posso garantire da 2 o 3 giorni, inviamo tutte le ULSS e inviamo ovviamente alle case di riposo per il tramite delle ULSS. La prossima settimana dovremo avere l'arrivo finalmente della grande fornitura. Abbiamo comprato 2 milioni di PFF2, che sono le mascherine, diciamo quelle che vanno per la maggiore, poi c'è la PFF3 che è quella proprio da intensivisti eccetera, ma avere già le PFF2 vuol dire avere in mano un lingoto d'oro. Ecco, dovremmo aver trovato la prima grande fornitura. Pensate che abbiamo messo a sistema mi piacerebbe che un giorno andaste a valorizzare questa ditta, la ditta Bravin di Cavolo, mi sembra si chiami Ocean Blue, fanno mascherine chirurgiche. Loro le abbiamo messe a sistema, ne fanno 10.000 al giorno, le compriamo tutte noi, quindi ogni settimana ce n'hanno 50-60.000. Nessuno sapeva l'esistenza di questa azienda e anche lì siamo andati a intercettarla, ormai da una quindicina di giorni che stanno producendo. Comunque è una piccola voce, ma sappiamo che tutti i giorni abbiamo 10.000 mascherine chirurgiche. Case di riposo, ovviamente lo screening, l'assistenza medica
sanitaria e ovviamente un lavoro coordinato. Adesso stiamo tentando anche, alla volta di domani penso ce l'avremo, redigendo un nuovo piano. Noi sapete che avevamo tutte le circolari direttive, cerchiamo di fare anche un nuovo piano ad hoc per le case di riposo, non escludendo, se fosse necessario, anche di prevedere lo spostamento di alcuni pazienti. Però dobbiamo capire nel piano cosa ne viene fuori, perché capite che i pazienti, se li portiamo in ospedale, è come portare uno dalla brace, dalla griglia alla brace, cioè in ospedale è il posto meno indicato. In ospedale dobbiamo portare chi deve essere curato, cioè non può essere, come si può dire, un parcheggio per lungodegenti, soprattutto in questo momento, perché il pericolo virus negli ospedali è evidente. E sui tamponi abbiamo fatto anche oggi il punto della situazione. Noi abbiamo una capacità di circa 11.000 tamponi in questo momento, quotidiani, però è bene che io vi dica, li stiamo facendo, però è bene che io vi dica che il grande fattore limitante stanno diventando i reattivi. Stiamo facendo diavolo a 4 con le microbiologie per trovare alternative, perché le grosse aziende non ci forniscono più reattivi e mancano anche gli stecchi con i tamponi. Quindi possiamo anche stornarla col cotton fioc, però dobbiamo farci tutta una serie di procedure e comunque ci manca poi il reattivo, perché abbiamo le macchine per leggere i tamponi, ma chi ci ha dato le macchine non è più in grado di fornirci i reattivi. C'è il mondo intero, no? Quando siamo partiti noi ormai abbiamo quasi, possiamo annunciarlo per stasera, abbiamo 100.000 tamponi fatti. Questo è il numero, lo potete vedere. Siamo arrivati a 100.000 tamponi. Attenzione che non ne producevamo 11.000 al giorno prima andavamo via molto a scartamento ridotto, 3.000, 3.500. Il vero tema qual è? Il vero tema è che oggi il mondo intero si è accorto che la politica dei tamponi funziona, e come accade sempre, quando tutti vogliono Coca-Cola, la Coca-Cola non si trova più. E quindi sui tamponi abbiamo questo fattore limitante. Arriveranno a sistema per martedì, mercoledì prossimo, oltre 700.000 test istantanei. Guardate che quando dico arriveranno, dico che arrivano dalla Cina, quindi immaginate nella nostra testa, nella nostra programmazione, quanto prima siamo partiti. Questi ci permettono di integrarli con i tamponi e di fare, in virtù di una sperimentazione che abbiamo fatto, questo ve lo annuncio, e noi lo stiamo, il test rapido, che è quello con la goccia di sangue per capirci, che cerca gli anticorpi, lo stiamo testando ormai da 20 giorni, un mese. Sembra che possiamo essere certi, o quasi, stando ai primi dati che abbiamo, che al quarto o quinto giorno di sintomi il test ci dà già la risposta positiva. Il che capite che è un tampone che arriva quasi in contemporanea col tampone, perché se tu devi fare un tampone a un cittadino, cioè non è che arrivi proprio il primo giorno che ha la sintomi e vai a fare il tampone, no? Anche dal punto di vista organizzativo non ci riusciamo. Quindi metti che arriva il secondo o terzo giorno, al quarto o quinto giorno anche il test in un quarto d'ora ti dà anche l'esito. Per cui nelle linee guida adesso integriamo i test, ne abbiamo 700.000, vi ricordo 700.000 test abbiamo comprato, le integriamo anche per degli screening di massa per la ricerca anticorpale. Poi c'è un altro fronte sul quale stiamo lavorando con le microbiologie, che sono le prove sierologiche, che sono sempre la ricerca degli anticorpi, ma con prelievo del sangue e quindi con tutta una modalità più da laboratorio. Però diciamo che integrando i tamponi che avranno sempre più difficoltà ad essere realizzati, i 700.000 test che abbiamo comprato in tempi non sospetti, lo sottolineo, questo dà una dimensione alla nostra programmazione, e quello che arriva dalle microbiologie, le prove sierologiche, ci aiuterà comunque a tenere monitorato. Siamo pronti con le linee guida che vi presenteremo domani ad applicare le somministrazioni con delle squadre speciali di idrossiclorochina a domicilio, il che vuol dire partire subito con le terapie senza portare in ospedale i pazienti, perché c'è una oggettiva remissione dei sintomi in base a questi trattamenti. Direi che è un quadro abbastanza chiaro. Ai cittadini faccio la solita preghiera di non uscire di casa, siamo sabato e domenica, quindi il lavoro è ridotto al minimo rispetto a coloro che hanno impegni lavorativi, e queste attività vi invito a farle entro i 200 metri di casa se dovete uscire di casa, restate in casa,
cercate di dedicarvi ad altre attività, ce ne sono molte che si possono fare e abbiate ancora pazienza, ma ne verremo fuori. Domande? Presidente, buongiorno, se posso. Ah no, sì, volevo dirvi questa storia, grazie, dei ricoverati. Guardate, io vedo e capisco che ci sia tensione e problemi, ma se noi non avessimo programmato gli ospedali e Covid center, qualcuno mi dovrebbe spiegare dove sarebbero oggi 2000 persone con il virus. Lo capite? Non potevamo spargerlo in giro per il Veneto. I Covid center ci servono a questo, ci servono comunque come appoggio e comunque ci servono un sacco di attività e di ospedali. Peraltro ho un dato che su 1941 Covid poi abbiamo 8.860 ricoverati che non sono Covid. 8.860 ricoverati che non sono Covid. Quanto a Schiavonia, vedo che c'è sempre dibattito. Il loro problema, il nostro problema, non sai c'è Schiavonia o quant'altro. Guardate, non è, ve lo dico col cuore in mano, non è che c'è da sta parte gli azzaroni che non capiscono niente, dall'altra parte quelli che hanno capito tutto. Ma io sono assolutamente nei panni di uno che vive nella bassa padovana, piuttosto che nella zona dell'Alto Vicentino, o a Vittorio Veneto, piuttosto che a Jesolo, o a Villafranca nel Veronese o quant'altro. Però noi dobbiamo fare delle scelte in maniera tale da bilanciare anche sul fronte delle cure. Adesso, ho letto di qualcuno che dice che l'ospedale, cioè, ad esempio l'ospedale di Rovigo è distante. L'ospedale di Rovigo, cioè, ho verificato, cioè, sono 23 km, roba del genere, tutta autostrada. Cioè, torneranno gli ospedali vicino a casa, però voglio anche dire che noi dobbiamo garantire la sanità. Vogliamo tranquillizzare i cittadini che sulla sanità in un momento di emergenza totale, a meno che qualcuno non abbia capito cosa stiamo vivendo, a meno che qualcuno non abbia ancora capito, siamo ancora in grado di garantire la sanità a 9.000 persone che anche oggi sono ricoverate. Le sale operatorie funzionano per gli oncologici. Ho letto ieri sera una notizia di una signora che dice: io sono oncologica, sono stata operata, ho fatto le chemioterapie a Schiavonia, adesso mi viene l'ansia. La capisco, la sostengo, ma l'ansia non toglie che ti garantiamo le cure a Rovigo piuttosto che a Pieve di Sacco o non so dove ti hanno indirizzato. Cioè, a me, voglio dire, a me viene l'ansia come amministratore quando non sono in grado di garantire la cura a qualcuno. Posso capire il cittadino che gli venga l'ansia perché cambi degli schemi di gioco, ma sta roba qui io spero duri poco, e ovvio non può durare anni. Cioè, nel nostro modello, l'ho detto un miliardo di volte, a metà aprile picco e poi si va scendendo. Io spero che alla volta di fine maggio-giugno, se tutto torna come prima, torna più bello di prima, torneremo anche con un'esperienza rispetto alla cura e all'emergenza-urgenza che sarà sicuramente più importante. Allora, va la mia vicinanza a tutti i sindaci, a quelli che hanno capito e anche a quelli che non hanno capito. Va la mia vicinanza, la nostra vicinanza a tutti i cittadini. Ma credetemi, stiamo veramente facendo i salti mortali per garantire le cure ai cittadini. Non è che si risolve dicendo: a casa mia mi tieni aperto l'ospedale e gli altri si arrangino, perché purtroppo se dovessimo aprire secondo alcune istanze, a riaprire vuol dire che qualcun altro deve trovarsi in strada per la logica dei numeri. E comunque, finché ci sono io, si va avanti così. Mi venite a contestare quando non saremo più in grado di garantire le cure anche a chi ha diritto a cure. Prego. Presidente, le volevo chiedere, buongiorno, un commento sui fondi stanziati dal governo proprio ieri sera. Quanti fondi stanziati? Non so. I 4 miliardi e 3? E 400 per fare la spesa. Sì, per guardate, aiutare a fare la spesa. Per io dico una cosa, voi sapete che non ho mai fatto polemica, non voglio proprio farla oggi. Possiamo dire non basta ma aiuta, ecco, questo è lo slogan, nel senso che io mi immagino che tutti noi cittadini vorremmo vedere un bel piano Marshall, come hanno fatto i tedeschi, 550 miliardi stanziati, e almeno capiamo qual è l'inizio e qual è la fine di questo progetto, perché magari alla fine scopriremo che il governo ci darà una miniera di lingotti d'oro, però magari saperlo prima uno si regolano. Io imparo con le imprese e tutte le imprese sono stiamo navigando a vista, cioè misure ci saranno, cos'è che fate? Anche per le nostre scelte industriali. Guardate,
Ho parlato anche questa mattina con dei grossissimi industriali, tra i più grandi in Veneto e tra i più grandi a livello internazionale, e anche con piccoli imprenditori. Tutti dicono la stessa cosa, dicono dateci una direzione, diteci dove volete arrivare con le misure, con i benefit, con le casse integrazioni, con tutte le... e dopodiché noi ci arrangiamo. Molte imprese mi dicono guardate, noi non siamo scioccati dal coronavirus perché l'abbiamo già vissuto in Cina con le nostre unità produttive cinesi. Abbiamo già capito, le nostre mense in Cina hanno già i separé dopo il coronavirus, sappiamo già cosa accadrà qui, però dateci una direzione, e la direzione mi è data da un piano e degli stanziamenti importanti. Poi, ripeto, l'Europa chi l'ha vista? Cioè, questo paese deve battere i pugni per l'Europa, cioè l'Europa è scandalosa, non c'è Europa, ed è scandaloso che stiamo qui a discutersela tra regioni, governo, regioni, avanti così. L'Europa dov'è? E quindi il mio invito al governo è che spacchi tutto, cioè deve farsi sentire in Europa. Grazie. Io, Presidente, scusi, una domanda. Vorrei capire come commenta le affermazioni del Ministro Boccia su ben due fronti. Il primo, le regioni da sole sarebbero crollate, ha dichiarato se l'autonomia e sussidiarietà è un conto, se l'autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio, la risposta è no perché crolli. E poi ancora per quanto riguarda la polemica sulle mascherine, ha detto senza lo Stato non ci sarebbe stato nulla, ovvero ha sottolineato che l'organizzazione della sanità è regionale, ma senza lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le cose che erano nei depositi. Beh, guardate, non è proprio così, per evitare la polemica, sto pensando a tutti i familiari che hanno a casa una persona malata e o peggio ancora quelli che hanno i morti. Sentirsi dire che se non c'è lo Stato saremmo tutti a cartoni, decisamente no. Vi lascio uno schema, poi ognuno di voi lo leggerà come vuole, di cosa abbiamo chiesto e di cosa abbiamo avuto. E non sono uno che ha mai fatto polemiche, non ho neanche preso in mano la mascherina famosa per dire io, cioè, l'ha fatto tutti. Guarda, io non ho mai fatto polemiche. La definisco, spero sia uno scivolone perché è un'uscita infelice, perché la Regione del Veneto sta comprando mascherine, la Regione del Veneto sta facendo quello che deve fare, ma non mi risulta che siano stati riempiti di mascherine dalla contatto. Punto. Allora, se si vuole la polemica la facciamo, ma la facciamo dopo. Noi rispondiamo con i numeri e con i fatti. Bene. Abbiamo 700.000 kit test rapidi in arrivo. Se mi dice quanti ne ha il governo in arrivo di test rapidi da distribuirci, ci misuriamo su questo magari. Sì, se posso, per stare sul tema che diceva la collega, anche noi ieri abbiamo ricevuto una comunicazione che abbiamo pubblicato in una sintesi del Ministro Boccia in cui dice che domani darà la fotografia esatta del materiale sanitario che il commissario pensa di distribuire a tutte le regioni. Lei ci può fare il quadro? Ma io vi do quello, vi posso lasciare la lista, ve la lascio cartacea al 25, no, al 25, cioè ci sono le date, ve la guardate, poi decidete voi cosa scrivere. È aggiornato al 25 con previsione fino al 31. Che è quello che voi avete chiesto e quello che è arrivato? Esatto. Sì, c'è tutto. Grazie. Esatto, Albino. Cioè, tanto per darvi un'idea, ma guardate, mi spiace, mi trovo anche ad essere imbarazzato perché sinceramente conosco Boccia e spero sia uno scivolone, perché tanto per dare un'idea, Ma forse rispondeva a De Luca più che a lei, Presidente. se ho capito, ma allora doveva dirlo. Tanto per dare un'idea, noi abbiamo bisogno di 200.000 PFF3 al giorno, se ne sono state consegnate, scusate, 3.210. Sono 200.000 al giorno, consegnate soltanto 3.210. Le PFF2 ne abbiamo bisogno di 200.000 al giorno, consegnate 152.000. Certo. Le chirurgiche ne abbiamo bisogno 500, quante sono? 550.000. Al giorno, ce ne hanno consegnate 682, no, al giorno. Non è che sono state al giorno, in totale. Sì, le famose 3.210 di F3 sono state consegnate in totale. Però scusate, che sia chiaro,
che il sottoscritto non ha fatto polemica e non la faccio. Per me questa sono dati che abbiamo qui, me li sono fatti dare perché immaginavo che qualcuno alla luce delle dichiarazioni me li avrebbe chiesti. Per me è chiuso qui, vi do i dati, poi voi fate tutte le vostre riflessioni. Sono dati ufficiali del carico scarico di quello che è arrivato. Se non ci sono mascherine nel mondo, io vedo che ho avuto difficoltà a recuperarle, non ho mai fatto le pulci al governo perché non me le dà. Non mi avete mai sentito dire qualcosa? Boh, ma che adesso si rovesci la frittata mi viene da ridere. Altro? Io se posso sempre sui temi così di carattere politico generale, noi oggi abbiamo pubblicato una lettera aperta del sottosegretario Bagliati che a nome del governo si è permesso di lanciare un appello alle categorie economiche e alla classe politica. Lui ritiene che il Veneto possa essere il modello, oltre che sanitario anche economico, per la ripartenza. Dice l'obiettivo è quello di arrivare alla proroga del decreto Conte prevista per il 3 aprile con una chiusura diversa rispetto a quella attuale, per consentire ad alcuni settori che secondo lui potrebbero essere già pronti a entrare in funzione di ripartire. Lei ritiene che questa sia una considerazione utile o è intempestiva in questo momento? No, non faccio nessun commento, anche perché le ultime volte, poi quando facevamo gli incontri del governo, mi sembra di aver capito che le idee erano di tutt'altro tipo, per cui non ho nulla da commentare. Io avrei un po' di domande, colleghi, dai giornali, poi facciamo l'ultimo giro. Stavolta vado in ordine inverso all'ordine di arrivo. Domenico Basso, cosa potrebbe prevedere una ordinanza più... Scusate un attimo. Sì, no, non mi ricordo un passaggio, senza polemica. Variati l'ultima volta sosteneva che io potevo fare le ordinanze, poi è stato smentito dal governo che c'è. Per cui noi dobbiamo avere un interlocutore e il nostro interlocutore è il governo, perché anche in videoconferenza, quando io ho detto guardate che avete il sottosegretario che dice possiamo fare le ordinanze, ci hanno detto no, le ordinanze si fanno in... Quindi è per questo che non voglio replicare. Grazie. Prego. Il collega Domenico Basso di TVA, direttore, dice cosa potrebbe prevedere eventualmente un'ordinanza più restrittiva? Ma adesso stiamo valutando, vi dico anche che stiamo valutando fino in fondo anche il tema dei mercati. Punto. Non vi ho detto che li chiudiamo, stiamo valutando anche il tema dei mercati. A questo punto inverto l'ordine delle domande perché casca a fagiolo quello che lei ha detto, perché Paolo Brinis, Mediaset, dice ieri nelle piazze di Padova piazza delle erbe presa d'assalto per il mercato. È insostenibile. Cioè, se la vedete con l'ottica epidemiologica della diffusione del virus, ieri si è creata il contesto ideale per diffondere il virus. Punto. E Alta Vanzan... Non è che non faccio lezione a nessuno, la faccio a me stesso. Cioè, sono tutti più bravi di me, però io ho l'obbligo, avendo la responsabilità, noi avendo la responsabilità sanitaria, di dirvi che in quel contesto non si fa sanità. Punto. Alta Vanzan dice senza mascherine, oltretutto. le sue parole di ieri, dice la Vanzan, hanno gettato nello sconforto operatori e familiari delle case di riposo che si sono sentiti abbandonati. Com'è che oggi ha cambiato idea? Chiede la Vanzan. Chi è che ha cambiato idea? Io non ho cambiato idea, ho semplicemente detto, tanto è vero che oggi abbiamo fatto già il primo giro di tamponi, bisognerebbe capire cosa intende, cioè cosa ho detto io ieri che ha gettato uno sconforto ai familiari, non lo so. Non lo saprei. Chiamala, sentiamo in diretta. Ok. Grazie. Altro ragazzi? Ma io ne approfitto di questo momento, Presidente. Senta, ieri la Federazione dei Comuni del Campo San Pirese, forse anche su sua indicazione, ha sperimentato i droni per il controllo, insomma, delle restrizioni oltre la temperatura. Se ci sono persone in giro che ancora oggi ignorano le restrizioni, sarà questo il futuro? Devi fare la domanda in diretta. Ma sì, cioè questa è l'intelligenza artificiale, ovvio che si viene, come si dice, ci viene in aiuto, noi la guardiamo con attenzione. Ovvio che poi ci sono dei temi che devono essere affrontati a livello nazionale, per un tema di sicurezza, di privacy. Forse c'è l'Alta? Prego. Sì, c'è l'Alta, puoi parlare, speriamo che si senta, casomai traduco io. Ok,
professore. Ciao Alda. La mia domanda riguarda le dichiarazioni che lei ha fatto ieri, Presidente, e cioè le case di riposo non sono enti regionali, non vengono a dire a noi se non hanno mascherine, eccetera. Le dichiarazioni di ieri, come dicevo nella domanda letta dal portavoce Parmigiani, hanno gettato nello sconforto operatori, gestori e familiari. Si sono sentiti abbandonati. Mi risulta anche che ci sia stato un carteggio. Le opposizioni in Consiglio regionale hanno detto che comunque questi sono enti che dipendono dalla programmazione regionale. Lei oggi dice non li abbandoniamo, stiamo preparando un piano ad hoc. Quindi la domanda che le rivolgo è: cosa è cambiato da ieri in cui diceva non sono enti regionali, No. oggi in cui dice stiamo preparando un piano ad hoc? Non è cambiato nulla, perché io ieri non l'ho detto con quel forse sono stato male interpretato. Io ieri ho detto ai quai colleghi che annuiscono, ho spiegato il tema che se mi chiedi le mascherine, dicevo te le porto, cioè tanto è vero che stiamo consegnando da giorni, ma non fate passare l'idea, mi ricordo la frase, che il tema di recuperare le mascherine fosse una competenza della regione, perché comunque in emergenza la regione c'è dappertutto, potete andare a vedervi anche il video di ieri, mi ricordo le frasi che ho detto, però è pur vero che non può neanche passare adesso l'idea che tutto quello che succede di negativo è colpa della regione. E fra l'altro ho anche aggiunto, guardate, le case di riposo peraltro hanno un consiglio di amministrazione, hanno una gestione, hanno una direzione e sono autonome, il che non vuol dire che vengono abbandonate, assolutamente no, perché noi abbiamo il compito della tutela sanitaria, tanto è vero che abbiamo fatto tamponi. Oggi abbiamo una squadra che è uscita un po' dappertutto, ma abbiamo tamponato Mervara piuttosto che altre realtà e abbiamo ben chiaro questo. Quindi se la preoccupazione è una retromarcia, no. Confermo quello che ho detto ieri e confermo quello che ho detto oggi. Se andate a vedere il video il passaggio è molto chiaro. Scusi Presidente, sul tema delle mascherine, sappiamo, perché ci hanno avvertito che una casa di riposo aveva ordinato 50.000 mascherine, erano arrivate in dogana gliel'hanno bloccate perché dicono la programmazione regionale, cioè le due cose. No. Okay. In dogana gliel'hanno bloccate, in dogana gliel'hanno bloccate perché la Protezione Civile Nazionale ha fatto questa disposizione, cioè questa ordinanza di bloccare tutto quello che non è indirizzato alla regione. Nel momento in cui vengono intercettate, si vede che sono della casa di riposo, per quando la regione sa, dice ok, è vero, esiste una casa di riposo. Perché sì. Non lo so, cioè adesso che casa di riposo è? Noi ci sono casi in cui sono state bloccate, poi si sapeva che erano tipo per l'OIC o in qualche altra parte, sono state bloccate da Protezione Civile veneta, quindi succede così, non so questo caso specifico. Consorzio Medico Salute, dico. Verifichiamo, però di solito se noi abbiamo lo sblocchiamo. Però attenzione, non siamo noi a bloccarle, c'è una direttiva per evitare che ci sia commercio di mascherine che escono dai canali quelli della sanità e vadano da altre parti. Cioè considerate che c'è roba bloccata che fa semplicemente passaggio in Veneto o passa per l'Italia e non è per l'Italia, quindi è giusto bloccarla, come fanno gli altri paesi. Io avrei ancora da avanzare un secondo. Prego. Alda, vai pure. Posso? Prego, Alda. Grazie. Senta Presidente, ma allora così chiudiamo il cerchio, ci può anticipare qualcosa di questo piano in cui dice anche possibile trasferimento degli anziani, immagino quelli malati, o forse si riferisce a conciani? Che cos'è che avete in mente? Perché effettivamente la situazione nelle case di riposo è pesante, cioè continuiamo ad avere molti morti, le ci sono persone molto delicate e disposte al virus. Ci può anticipare che cosa avete in mente? No, guardate, intanto Ci sono stati altri morti, mi dicono dalle redazioni locali. Grazie. Guardate. Allora, affrontiamo il tema in maniera più approfondita, approfittiamo di Alda Mazzan che me l'ha chiesto. Primo, noi abbiamo già tutta una serie di circolari di direttive, non è che dobbiamo fare un piano nuovo per le case di riposo. Se non vorrei passasse questo concetto, domani che si titola si dice dai un nuovo piano per le case di riposo. Stiamo mettendo insieme tutte le direttive fatte, cercando di mettere in linea tutte le azioni in maniera tale di essere ancora più incisivi, ma ci sono già le direttive rispetto ai comportamenti da tenere di natura sanitaria.
Quando lo spostamento degli anziani ho semplicemente detto, magari Alda poi vai a vedere sul video, ho semplicemente detto che non si esclude anche la possibilità di valutare, ho detto, l'eventuale spostamento di qualche anziano, e poi ho anche aggiunto, ovviamente capite che non li possiamo portare in ospedale nei lungodegenti, perché sennò finisce che tornano a casa col virus, parlando di anziani. Ma è anche vero, e questo non l'ho detto, che ci sono delle case di riposo che molto diligentemente hanno fatto le aree Covid e le aree non Covid, che è esattamente il sistema, l'indicazione che abbiamo sempre dato di separare i due malati, e invece in alcune invece c'è ancora, diciamo, una commistione tra l'infettato e il negativo. Questo, dico solo questo. Quanto alle case di riposo, siccome non vorrei che ci fosse qualcuno che, siccome vede che c'è un momento di far polemica, ne approfitta, c'è sempre qualcuno che ha dignità e etica zero, e vi ricordo che il tema delle case di riposo è un tema che tocca tutte le realtà regionali, perché il vero tema sono le case di riposo, cioè non è che è scappata di mano, anzi vorrei dire che rispetto a quello che è accaduto in tutte le altre regioni dei miei colleghi, ancora, brutto dirlo, ma ancora non siamo ancora a quei livelli e cerchiamo di tenere ancora rispetto a questo. Considerate che la mancanza di dispositivi all'inizio ha pesato molto sul tema del contagio, come ha pesato molto sul tema del contagio dei nostri sanitari. Ne avevamo a un certo punto oltre 700 a casa in isolamento. E c'è una domanda del... Pensate, ultima, scusa, sempre per questo, per dare una dimensione, guardate cosa è accaduto a Treviso in geriatria. Geriatria è la replica di quello che sta accadendo nelle case di riposo. Speriamo non arrivi a quei livelli, ma purtroppo il tema dell'infezione è un tema che ti dà quasi il 100% di garanzia di avere sintomi tra quei pazienti. Un secondo solo, poi ho finito tutto. La Cristina Giacomuzzo chiede una spiegazione. Le prove sierologiche con prelievo di sangue si sono sempre fatte o sono una novità? No, allora, dal punto di vista clinico non sono una novità, per il coronavirus sono una novità. Però ci stanno lavorando su questo, attenzione. Albino? No, era per concludere sulle case di riposo. Se non ricordo male, l'ultimo dato che ci avete fornito parlava di 300 e rotti contagi all'interno di una popolazione anziana ricoverata che mi pare... Sì, dopo vi lascio l'assessore Lanzarin che vi dà... Sono attorno a 33-34 mila ospiti. Vi dà tutti i dati. Altre domande? Grazie, vi lascio l'assessore Lanzarin. Grazie Presidente. No, grazie a voi. Polemiche zero ragazzi, noi non facciamo polemiche. Grazie. Buona domenica. Sì, allora, 2 giorni fa vi abbiamo dato i dati, domani ve li ridiamo, perché teniamo monitorati, quindi domani vi diamo i dati aggiornati rispetto tutte le strutture del Veneto, quanti sono gli ospiti contagiati in isolamento e quanti sono gli operatori in isolamento, quindi per i positivi. Mi sembra che quel dato, quella tabella diceva 300 e qualcosa e 200 operatori, insomma più o meno a grandi linee. Chiaramente, siccome abbiamo notizie che ci sono qualche nuovo focolaio, allora aggiorniamo la tabella, i numeri saranno un po' più alti insomma, rispetto a quella, ma domani eventualmente vi forniamo la tabella aggiornata. Va bene? Posso fare una domanda? Mi ricordo prima c'è un'agenzia di poco fa di protesta dei sindacati perché è assurdo mandare in cassa, il titolo sto leggendo, è assurdo mandare in cassa integrazione del personale sanitario in tempi come questi e si riferiscono alla casa di cura di Abano. Chiedono che diventi presidio sanitario invece di mettere in cassa integrazione delle persone. Ne sa qualcosa la regione? No, questa cosa non la so, non l'ho vista, non ne abbiamo parlato insomma. È uscita un momento fa. Va bene? Che tipo di terapie verranno svolte a domicilio? No, le terapie ieri è passato il protocollo all'interno del comitato scientifico e da autorizzazione di AIFA l'altro giorno sono le terapie a domicilio e anche dentro le RSA, quindi non solo a domicilio ma anche dentro le RSA, dei farmaci antimalarici, insomma adesso hanno dei nomi impronunciabili quindi non ve li pronuncio, però sono dei farmaci antimalarici che AIFA ha autorizzato a domicilio in sperimentazione, noi abbiamo inserito anche le RSA per prendere in maniera precoce i sintomi, quindi chi ha sintomi all'inizio insomma
la sintomologia. Quindi non è quel farmaco per l'artrite No, quello è un altro, quello è già in sperimentazioni. Scusa Gabriele, ieri però ti ho mandato l'elenco completo io. Sì, no, io volevo capire. No, non è se- quello, non è quello. Se tutte le terapie venivano fatte a casa. No, o solo quello degli antimalarici Avevo viene fatto bisogno a casa solo di oggi. questo chiarimento. Quindi quello appunto quei 3 farmaci particolari, gli altri vengono somministrati invece all'interno dei presidi ospedalieri. Mi scusi, quindi anche la casa, mi dicono anche la casa Rizzoli, WIS 4, lo stesso problema della cassa integrazione. Vabbè, vedremo un po' se ci sono istanze e poi affronteremo questo problema. Assessore, scusi una domanda, la situazione gentilmente se ce la può dire al GRIS di Mogliano? No, ho avuto notizie che anche dentro il GRIS di Mogliano ci sono dei casi positivi, però insomma rientra tra quelle strutture insomma, che oggi ci sono situazioni con casi positivi. Ne abbiamo parlato, come diceva il Presidente, con i direttori generali, anche con la nostra prevenzione per preparare un piano appunto che vada ad intervenire, visto che oggi ci sono effettivamente diversi popolani in più strutture proprio nell'ottica di contenere il più possibile insomma. Volevo capire una cosa, tornando alla parte generale. Allora, prima si faceva riferimento a quei 4 miliardi che il governo ha stanziato per i comuni, ci sono altri, mi pare, c'è una certa cifra che viene messa a disposizione dei sindaci per i cosiddetti buoni spesa. 400 milioni. 400 milioni, perfetto. Ecco, questa qui è un'iniziativa che deve essere gestita da ogni singolo comune e sindaco oppure la regione ha un coordinamento? Allora guardate, è appena arrivata che abbiamo 2 ore di tempo per fare eventuali osservazioni al DPCM, quindi adesso leggeremo il DPCM, capiremo com'è costruito il DPCM, se ci sono osservazioni che possono essere costruite in questo senso le faremo. Grazie. E a questo punto aggiungo la domanda di Dalmas che avevo tenuto per ultimo perché immaginavo si sarebbe finita a parlare di questo. Dice Dalmas, Asca News, ma basteranno 400 milioni per rifornire da mangiare a chi è rimasto privo di introiti? Credo che la domanda... Credo che insomma mi sembra logico che qui le risorse non saranno mai abbastanza sufficienti, insomma mi sembra una domanda scontata, una risposta scontata questa. E con questo ragazzi, buon lavoro. Grazie. Saluti